Ciao a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi parliamo di un prodotto tipico veneto, ossia il radicchio di Chioggia IGP. Questo prodotto è un prodotto caratteristico appunto della zona di Chioggia e delle zone limitrofe, ed è un radicchio particolare che ha un gusto un po' amarognolo e anche poi croccante. È un prodotto molto versatile, infatti lo possiamo utilizzare dagli antipasti ai dolci. Noi oggi infatti prepareremo proprio un dolce, anche per cambiare un pochino, e si tratta di una torta di radicchio appunto di Chioggia e mandorle, e gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono il radicchio di Chioggia, la farina, lo zucchero, 2 uova, il burro, una bustina di lievito e un bicchiere di latte e delle mandorle. Ho tagliato il radicchio dopo averlo lavato in striscioline piuttosto sottili e ora lo facciamo asciugare in padella in modo che perda la sua acqua di vegetazione. Quindi lo mettiamo direttamente nella padella calda, senza far danni, e senza aggiunta di condimenti logicamente. E andiamo solo ad aggiungere eventualmente un po' di zucchero per renderlo meno amaro. Ora aggiungiamo un pochino di zucchero, io direi un paio di cucchiai. Poi casomai lo assaggiate, se sentite che è particolarmente amaro ne aggiungete un altro pochino e lo lasciamo andare in modo che appunto perda un po' di acqua di vegetazione. Finché il radicchio si cuoce procediamo con tritare le mandorle, in modo poi da renderle utilizzabili direttamente nell'impasto. Iniziamo a preparare l'impasto. Io sto utilizzando una planetaria per comodità, per poi appunto amalgamare meglio gli ingredienti, visto che c'è anche parecchia farina da aggiungere. Partiamo mettendo le 2 uova intere nella planetaria appunto e lo zucchero. Dopodiché mettiamo direttamente il nostro contenitore, appunto lo attacchiamo nella planetaria e cominciamo a amalgamare intanto questi 2 ingredienti. Allora, a questo punto il radicchio è pronto, io l'ho assaggiato, è anche abbastanza dolce, quindi va bene, e lo facciamo raffreddare prima di aggiungerlo all'impasto della torta. Eventualmente lo mettiamo un pochino in frigorifero. E dopodiché continuiamo con aggiungere i prossimi ingredienti. Andiamo ad aggiungere il burro, io l'ho fatto un pochino ammorbidire, nel microonde anche basta, e intanto andiamo ad amalgamarlo e poi procediamo con l'aggiunta della farina. Continuando a far andare la planetaria, cominciamo ad aggiungere la farina un po' alla volta, in modo che vada sempre continuamente amalgamata agli ingredienti, finché la mettiamo tutta. A questo punto, quando abbiamo amalgamato tutta la farina, andiamo ad aggiungere il radicchio che abbiamo fatto raffreddare. Io gli ho fatto anche fare una passata al mixer in modo da renderlo un po' più diciamo uniforme, in modo che non rimangano magari pezzi troppo grossolani all'interno del dolce, però poi insomma è una cosa che è personale, soggettiva, se volete farla. Facciamo amalgamare il radicchio, poi procediamo ad aggiungere il resto. Procediamo ad aggiungere le nostre mandorle precedentemente tritate e anche queste vanno ad essere amalgamate. Ora aggiungo il latte, il bicchiere, che renderà quindi l'impasto molto morbido, e alla fine andremo ad aggiungere la nostra bustina di lievito. Bene, è rimasto allora solo il lievito, che aggiungiamo come ultimo ingrediente e facciamo mescolare bene il tutto in modo che si amalgami. Io ho aggiunto anche un pizzico di sale e andiamo con l'ultima parte dell'impasto.
Io ho terminato, a questo punto ho messo della carta forno in una teglia del diametro di 20 cm e andiamo a svuotare all'interno il nostro impasto. Nel frattempo preriscaldo il forno a 170 gradi e la cottura sarà per circa un'oretta, 50 minuti, poi dipende un po' dal tipo di forno che avete. E la controllate sempre inserendo all'interno uno stuzzicadente per sentire che l'impasto sia ben asciutto prima di toglierla dal forno. Ecco qui la nostra torta con il radicchio di chioggia IGP e le mandorle è pronta. Io vi ringrazio come sempre di seguirmi e vi aspetto alla prossima video ricetta nella quale parleremo di un nuovo prodotto veneto e di una nuova ricetta. Grazie, a presto, ciao!